può dunque concludere che la nostra intera esistenza sia costruita per provare quanto sia reale la presenza del Divino. A chi come noi è fortunato a non vivere l'esperienza della guerra, resta il compito di dimostrarlo nel quotidiano, dai semplici gesti in famiglia alle dimostrazioni d'affetto nei confronti delle persone bisognose. In fondo, dopo di noi, quando non ci saremo più, di noi resteranno i ricordi, quelli veri e autentici, quelli in grado di cambiare in meglio la vita dei nostri cari. Il Giorgio Susano resterà a luce.